Per noi è un onore iniziare e riprendere un programma che avevamo già in qualche maniera stilato per l'anno scorso, riprenderlo quest'anno con il mese di giugno e rinnovare l'invito a tutti i cittadini e a tutte le persone del Veneto e della nazione italiana a partecipare ai vari eventi culturali che verranno promossi non solo qui ma in tutta Italia, per parlare della poetica di uno dei più grandi poeti italiani e che ha saputo intraprendere e interpretare il progresso forse nella maniera più corretta che era doveroso immaginare. Per noi questo è un momento importante che non solo celebra la figura di uno dei più grandi poeti del Novecento, un cantore della nostra terra, del nostro paesaggio veneto e dell'identità culturale veneta, è anche l'occasione per ricordare il grande risultato che abbiamo ottenuto qua sulle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, laddove si è ottenuto il riconoscimento di sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e che per noi rappresenta un biglietto da visita per tutta la nostra regione verso il mondo. Una nuova concezione che direi ormai è diventato patrimonio anche di un comune sentire della popolazione, della cittadinanza, per un concetto di sviluppo sostenibile, di tutela del paesaggio e di armonia appunto rispetto a quello che è un concetto di bellezza che possiamo vantare in Veneto. Ma credo che il centenario di Zanzotto metta proprio insieme, metta al centro la cultura di una comunità, di un territorio, e credo che il poeta Zanzotto contribuisca in maniera significativa a implementare la cultura del bello, del paesaggio, dell'armonia. Sotto questo profilo noi produttori del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore non possiamo che sostenere questa azione, perché crediamo che il Conegliano Valdobbiadene debba essere sempre più interpretato come prodotto culturale, un prodotto che rappresenta la storia e la tradizione di queste terre, delle bellissime terre del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. Beh, è il momento, diciamo, di inizio, nel senso che già a marzo c'era stato appunto il programma e quindi è bello che si inizi proprio da Pieve di Soligo e quindi, diciamo, dal luogo dove mio padre ha sempre vissuto, ecco. Le celebrazioni continueranno appunto in luoghi diversi della regione, proprio perché è anche l'occasione per mettere in evidenza delle eccellenze, insomma, della regione Veneto, e diciamo che questa è anche, secondo me, una bella occasione, ecco. Quindi ricordare mio padre, ma ricordare i tanti luoghi splendidi che abbiamo nella nostra regione. A ottobre ci sarà un grande convegno, ci sarà l'inaugurazione della Casa Vita, la Calsanta, qui a Pieve di Soligo, e sarà un momento appunto di ricongiungimento familiare, diciamo. Ma al di là di questo è l'occasione appunto per celebrare, per ricordare non solo un grande poeta ma anche un grande intellettuale, un grande cittadino di questo territorio, e sono contento appunto che l'amministrazione stia mettendo tutto questo impegno anche per organizzare questi eventi. Lui parlava di uno sguardo dalla periferia, c'è una sua intervista celebre in cui parla appunto della possibilità da una condizione appunto liminare, da una condizione marginale, in realtà di vedere a distanza delle dinamiche, dei fenomeni che sono invece globali, centrali, importantissimi, storici. La storia mentre si svolge, la storia in atto. Ecco, questa è stata una delle grandi caratteristiche di Zanzotto, e questa storia è però connaturata al senso del luogo, al senso dello spazio, alla geografia. Qui abbiamo una siepe, il suo grande predecessore insomma, aveva dedicato l'infinito appunto a una siepe, che è una delimitazione, è la possibilità di vedere appunto da lontano quanto invece ci appartiene più da vicino. E le ultimissime poesie di Zanzotto trattano il tema dell'ininfinito, cioè qualcosa che è infinito, che accoglie l'infinito, ma è qualcosa anche che ci tiene a terra, ci tiene appunto con le radici conficcate nel terreno. Questa è una delle sue grandissime prerogative e noi siamo qui per omaggiarlo. Due cose mi vengono in mente: che non c'è un messaggio, perché se avesse voluto, come tutti quelli che creano, se avesse voluto Zanzotto dare un messaggio avrebbe spedito ai suoi tempi una lettera, oggi un SMS. E hai detto bene, col suo stare al mondo, quindi con la sua postura, che è una postura da poeta. E quello che mi viene in mente, come tutti quelli che creano, probabilmente è l'ascolto.
perché tu non puoi creare se non ascolti. Pensa ancora di più un territorio, un luogo, non il suo paesaggio, conglomerati, la beltà, le sue opere poetiche, ma quello che è più interessante per tutti noi è il luogo da cui sono nate le sue opere poetiche, che è questo territorio, ma è soprattutto l'ascolto. Allora sei capace di ascoltare, di vedere, con le sue passeggiate, sai che aveva i passi lenti, poi più affrettati, come dire, stare nel luogo e ascoltare e anche vedere oltre che guardare il luogo. Questo è l'insegnamento, che è l'insegnamento di tutti i grandi. Poi c'è l'ironia, era molto ironico, poi l'abbiamo accademizzato un po', vero? Ma lui era molto ironico e giocava con il suono, giocava con il senso, ma perché ascoltava. Questo ci deve rimanere.